Ecco qua. Bravo. E ora preparale ben bene. Subito. Oddio mio. Oddio mio, Dio mio, Dio mio. Calmati, non c'è fretta. Sarà qui a momenti? Oh, il poeta, il sommo, il vate, il maestro. Adagio. Sì. Del nostro ponte disse: oh malebranche, ecco un degli anziani di Santa Zita. Mettete il sotto, che torno per anche a quella terra che n'è ben fornita. Ognuom ve barattier fuorché bonturo, del no per li denar vi si fa ita. Ripetimi le portate. Sì, menù trecentesco. Si comincia con ciliegie e pane bianchissimo, a cui fa seguito una minestra di fave fresche cotte nel latte, riso al latte di mandorle con polvere di cannella, pasticci di anguille in Pasticci di anguille? Beh, l'anguilla è il pezzo forte del nostro menù, cucinata secondo la ricetta originale medievale. Anguilla grossa vuole essere arrostita. Ma l'anguilla! Oddio, il poeta la rifiuterà sicuramente. Era il piatto preferito di Papa Martino IV, che ora si trova in purgatorio nel cerchio dei golosi. Prego. Il poeta dice: qui non si vieta di nominar ciascun da che si munta nostra sembianza via per la dieta. Questi, e mostrò col dito, è buona giunta. Sì, ma che c'entra con le anguille? Buona giunta da Lucca. E quella faccia di là da lui più che l'altre trapunta ebbe la Santa Chiesa in le sue braccia. E quindi? Dal torso fu e purga per digiuno l'anguille di Bolsena e la vernaccia. Ma le nostre anguille sono... Dobbiamo assolutamente trovare un piatto di cui siamo sicuri vada a ghiotto. Sì. Quale? Ce l'ho. Un bell'uovo sodo. Un uovo sodo. Con un pizzico di sale. Un pizzico di sale. Pagina 52, capitolo 22, la memoria di Dante. È una tradizione popolare che Dante, quando stava in Firenze, si recasse le sere della calda stagione sulla piazza di Santa Maria del Fiore a prendere il fresco, sedendosi sopra un muricciuolo. Or, quivi stando una sera, gli si presenta uno sconosciuto e lo interroga: messere, qual è il miglior boccone? E Dante, senza por tempo in mezzo, rispose: l'uovo. Un anno dopo, sedendo egli sullo stesso muricciuolo, gli si presenta di nuovo quell'uomo che più non aveva egli veduto e lo interroga: con che? Ed egli tosto: col sale. Un uovo col sale. Vai a avvisare il cuoco. Sì. Non altrimenti i cuoci al lor vassalli fanno attuffare in mezzo la caldaia la carne con gli uncin perché non galli. E sistemati quella giacca invece di perdere tempo a farneticare. Sto ripassando. Voglio far bella figura col poeta e voglio stuzzicargli l'appetito con dei versi della commedia a tema culinario. Senti, fammi leggere un paio di versi, così che possa imparare anch'io. Su. Certo. Sì, questo mi pare perfetto. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendo la capelli del capo ch'egli avea di retro guasto. Poi cominciò: tu vuoi che io rinovelli disperato dolor, ma che orrore! Qui vi morì, e come tu mi vedi vidio cascarli tre ad uno tra il quinto dì e il sesto, ond'io mi diedi già cieco a brancolar sovra ciascuno, e 2 dì li chiamai, poiché fur morti, poscia più che il dolor, poté il digiuno.